Eder. Mech. Pallister. Oggi è l'11 marzo 2022. Nel 2016 ho iniziato la convivenza con Gabriella Micheli che abita in via Verrocchio 4. Dopo circa un anno ho iniziato, unitamente a Gabriella, a frequentare la coppia Visintin e Resinovic in quanto avevamo la stessa passione per la bicicletta. Gabriella in precedenza li conosceva di vista. Quando l'ho conosciuta la Resinovic mi ha raccontato che negli anni '80 aveva corso con l'ex società Marathon di Trieste. Essendo anche io un ex podista ne abbiamo parlato diverse volte facendo riferimento anche a diversi atleti conosciuti da entrambi. Se non ricordo male abbiamo parlato anche di Sterpin senza tuttavia fare riferimenti ad altri aspetti oltre a quelli sportivi. Lei non mi aveva confidato aspetti della sua vita sentimentale, assolutamente no, era molto riservata. Preciso che non eravamo amici intimi della coppia, la frequentavamo saltuariamente in primis perché ci piaceva andare in bici. Sebastiano era bravo ad organizzare le gite perché conosceva benissimo il territorio del Collio Goriziano. Con Sebastiano non avevo rapporti particolari, parlavamo dei rispettivi figli senza tuttavia confidarci aspetti della nostra vita privata. Ero a conoscenza che Liliana aiutava economicamente il fratello e la nipote ma non sapevo l'entità di questi aiuti, l'ho saputo dalla Resinovic in maniera casuale. Ho appreso della scomparsa di Liliana alle 14:30 circa, quando ho ricevuto una telefonata da parte di Sterpin Claudio il quale mi chiedeva se potessimo incontrarci per una cosa importante. Alle 16:30 circa ho incontrato, da solo, lo Sterpin in un bar apprendendo dallo stesso che Liliana era sparita. Nella circostanza chiedevo a chi si riferisse e lo Sterpin mi rispondeva Liliana la tua vicina di casa, informandomi che aveva da tempo una relazione affettiva con la stessa. Lo Sterpin mi diceva di essere molto preoccupato perché quel giorno aveva un appuntamento con Liliana al quale la stessa non si era presentata e non aveva risposto ai suoi messaggi e telefonate. Lo Sterpin, nella circostanza, mi ha espresso la sua preoccupazione dicendomi che pensava fosse accaduto qualcosa di grave. Lo Sterpin aggiungeva che aveva progettato con Liliana di convivere assieme di lì a breve. A quel punto mi offrivo di capire cosa fosse successo e, rientrato a casa, ne parlavo con la mia convivente Gabriella, alla quale riferivo quanto appena appreso. Anche Gabriella rimaneva sorpresa dalla notizia in quanto anche lei non era a conoscenza della relazione affettiva tra lo Sterpin e Liliana. A quel punto Gabriella ha pensato di provare a contattare Liliana inviando un messaggio sul telefono invitandola a passare da casa nostra per un regalo che le avevamo preparato. Dopo poco ricevevamo una telefonata dal Visintin, non ricordo se attraverso l'utenza di Liliana, il quale ci riferiva che Liliana non era ancora rientrata a casa, invitandoci a raggiungerlo a casa sua. Una volta a casa abbiamo invitato il Visintin ad adoperarsi al fine di capire che fine avesse fatto Liliana. Ma lui tergiversava dando l'idea che non fosse preoccupato e che la situazione non rivestisse ancora un carattere d'urgenza pensando che la moglie potesse tornare da un momento all'altro. Ricordo che saranno state più o meno le 17:30. Sia io che Gabriella ci siamo subito preoccupati del mancato rientro di Liliana per questi motivi, l'avere appreso della relazione affettiva con lo Sterpin di cui noi eravamo all'oscuro. Per l'atteggiamento del marito, per il fatto che alle 17:30 circa Liliana non fosse ancora rincasata. Io non conoscevo le sue abitudini però il marito in quella circostanza disse che la moglie in genere rientrava entro le ore 16. Preciso che la mia compagna attesa l'inattività del Visintin ha contattato gli ospedali per verificare se Liliana fosse stata ricoverata ricevendo risposta negativa. Successivamente ha comunicato alla sala operativa della questura l'allontanamento di Liliana inviando una mail con la fotografia della stessa per l'eventuale rintraccio della donna. In questa circostanza l'operatore della sala operativa le riferiva di invitare il marito a presentare la denuncia di scomparsa. Informato di ciò, il Visintin ci riferiva che voleva ancora attendere e pertanto io e Gabriella abbiamo fatto rientrare a casa nostra in attesa che il Visintin si facesse vivo. Intorno alle 22 il predetto ci ha chiamato chiedendoci di accompagnarlo in questura, cosa che facevamo specificando che mentre io rimanevo in sala d'attesa, Gabriella lo accompagnava nell'ufficio preposto presenziando all'atto in quanto voleva avere diretta contezza di ciò che il Visintin riferiva. Il loro appartamento quel giorno era ordinato come sempre. Non ho toccato nulla all'interno dell'appartamento. Ho invitato Sebastiano a cercare tutto quello che poteva essere utile per rintracciare Liliana e lui non lo ha fatto dicendo che non era sua abitudine toccare le cose di Liliana.
Il giorno 14 dicembre Sebastiano, su insistenza di Gabriella che voleva vedere se per caso mancasse qualche cosa appartenente a Liliana, ha aperto l'anta dell'armadio riservata a Liliana e frettolosamente ci ha fatto guardare per un attimo. In quella circostanza non abbiamo notato alcunché di strano. Mi era accorto che i telefoni di Liliana erano a casa. Il giorno 14 dicembre Sebastiano ci ha fatto vedere i telefoni. I telefoni li ha guardati Gabriella che nella circostanza ha invitato Sebastiano a chiamarne i numeri recenti in memoria. Non sapevo che Liliana aveva una copia delle chiavi di riserva del proprio appartamento. E non ero a conoscenza che Liliana portava con sé bottiglie d'acqua all'interno della propria borsetta. Liliana portava sempre la fede al dito. Prima della scomparsa non sapevo quali erano le sue frequentazioni. Credo frequentasse alcune sue amiche. Ma non so se Liliana frequentava alcuni luoghi specifici nel rione di San Giovanni. Liliana aveva un carattere remissivo e assecondava le scelte del marito. Ricordo solo alcuni piccoli battibecchi a cose futili, mai visti litigare. Con Gabriella mi reco spesso nella zona dell'ex OPP per portare a passeggio i 2 cani che possediamo. Preciso che ci soffermiamo nella zona del Teatro Basaglia. Il giorno 4 gennaio di quest'anno, leggendo il giornale, mi ero accorto che le ricerche di Liliana non erano state fatte nella zona dell'ex OPP e pertanto mi sono sentito con lo Sterpin, con il quale mi tenevo in contatto giornalmente e sapendo che il giorno successivo si sarebbe recato in questura non so per riferire cosa. Lo invitavo a riferire agli agenti le circostanze di cui sopra e cioè che la zona dell'ex OPP non risultava essere stata controllata perlomeno da ciò che io avevo appreso dalla lettura dei quotidiani. Noi non abbiamo mai fatto ricerche nel punto in cui è stata trovata. Non ricordo, quando ho visto Sterpin prima del 4 gennaio, posso solo dire che ci siamo incontrati diverse volte e che ci sentivamo quasi quotidianamente. Non ricordo con precisione dove andavo con lui, forse in qualche bar e forse, in qualche occasione, ci siamo incontrati nell'ex OPP ma non ricordo quando. Prima del ritrovamento del corpo di Liliana e dell'emersione del nominativo di Sterpin, il Visintin non ha mai prospettato delle ipotesi sulla vicenda asserendo sempre di sapere cosa fosse successo. Successivamente al ritrovamento di Liliana abbiamo fatto diverse ipotesi assieme Visintin, quella omicidiaria e quella suicidaria, specificando che il Visintin non propendeva nettamente né per l'uno né per l'altra in quanto non si dava una spiegazione dei fatti. Voglio precisare che per quanto mi riguarda già dal giorno 14 dicembre 2021, avendo appreso delle storie con lo Sterpin, ho pensato che Liliana potesse essersi allontanata volontariamente trovando ospitalità presso uno dei parenti, a una cugina a Cittanova d'Istria e una Plavie. Oppure presso qualche struttura ricettiva in Slovenia ad esempio a Sezzana che è qui vicino, al fine di poter ragionare sulla vicenda che la vedeva coinvolta. In particolare per come riferito dallo Sterpin, Liliana avrebbe dovuto abbandonare il tetto coniugale per andare a vivere con lui entro quel fine settimana. Io ho pensato che Liliana potesse essere indecisa sul da farsi e si fosse allontanata sia da Visintin che dallo Sterpin per arrivare ad una decisione. Tale pensiero era supportato dal fatto che in quel frangente non sapevamo ancora che la borsa con gli effetti personali e documenti di Liliana si trovava a casa sua. Il 24 dicembre 2021 ho definito come coppia aperta il rapporto tra Visintin e la Resinovic, intendevo dire che in determinate giornate della settimana, entrambi coltivavano i propri interessi e amicizia per poi, nei fine settimana passare il tempo libero assieme. Nel corso delle dichiarazioni rese il 24 dicembre 2021 a proposito del Visintin ho detto che la mia impressione personale è che lui sappia qualche particolare a proposito della vita con la moglie ma non lo dica. Sul rapporto con la coniuge ha sempre detto che non vi era alcuna gelosia da parte sua anche se lei si vedeva con amici o amiche. Non sono a conoscenza di particolari fatti che supportano le dichiarazioni che ho rilasciato e che mi ha appena letto, ciò che ho riferito è il frutto di semplici ipotesi. Liliana o Sebastiano non mi hanno riferito aspetti particolari della loro vita sessuale. Ricordo che nel mese di gennaio di quest'anno, dopo il ritrovamento del corpo di Liliana, in occasione di un ritrovo tra coppie tra cui eravamo presenti io e la mia convivente, Laura Grassi ed il marito, non ricordo se vi fossero altre persone come non mi ricordo dove ci trovavamo. Laura Grassi in un discorso più ampio relativo alla frequentazione di saune da parte del Visintin e Liliana, nonché della stessa Laura Grassi con il marito.
Ha raccontato che diversi anni or sono in una sauna Liliana avrebbe allungato una mano o un piede, non ricordo di preciso cosa mi ha detto, verso uno sconosciuto. Non ho approfondito l'argomento anche perché né io né Gabriella frequentiamo le saune. Acconsento che venga effettuato su di me il prelievo di un campione biologico per tipicizzare il profilo DNA. Il circus alla frutta. Ultimi sussulti di una penosa agonia che con sprezzo del ridicolo si era trascinata per troppo tempo, ieri al circo Barnum Luzzi. Elasticus Abbatis ormai in preda al delirio mistico che come il ragionier Fantozzi invoca la Madonna mentre è in preda a visioni allucinogene di misteriose donne assassine che nessuno ha mai visto. Il generale in pensione che improvvisa una improbabile danza del ventre sulle inconfessabili verità emerse dalla nuova autopsia e tutto il solito codazzo di ballerine zoppe nelle verità e nani. Cronisti improvvisati. Agli osservatori più attenti non sarà sfuggito il particolare outfit sfoggiato da Visentin. Il broker di Sebastiano che gli procura giubbotti e cappelli da sfoggiare in TV, subdolando che ormai siamo arrivati all'epilogo della farsa e che presto, appena l'attuale PM sarà andato in pensione, verrà depositata la nuova perizia medico-legale che metterà la parola fine alla telenovela del circus. Ha deciso di sparare i colpi migliori del suo catalogo e questa volta ha presentato l'indossatore triestino abbigliato con un giubbotto della ditta aeronautica militare in pelle. In vendita al prezzo di 1.500 euro. Modello Top Gun colore rosso valle lunga disponibile in tutte le taglie, tagliole e tagligola. Per il resto il commento sulla puntata è univoco. Le lesioni erano in vita, questo il medico legale l'ha accertato. Se le è procurate quando ancora era viva, quindi prima della morte. Nei mesi, negli anni, in questi anni ci siamo fatti, tanti dubbi sono emersi, anch'io ho avuto tantissimi dubbi, abbiamo anche ipotizzato che fosse stata refrigerata, però adesso piano piano, avendo dei risultati, tutto sembra ricondurci verso il giorno della... Ci sono delle lesioni che non giustificano nemmeno il termine che diceva il signor Sterpin, pestaggio, ma assolutamente no. Sono delle lesioni molto lievi che sono al limite, ma sono veramente limitate nel distretto corporeo e anche lievi, più a favore del suicidio perché si collegherebbero tutti gli elementi circostanziali che vanno in quella direzione. Poi vediamo che cosa emerge da tutto quello che stiamo facendo e come al solito dobbiamo comporre un puzzle di caratteri obiettivi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.